Benissimo, allora ci ricolleghiamo con Palazzo Frigiacco, a voi la linea. Attenzione all'arte. Palazzo Frigiacco, mi Pronto? ascoltate? Sì, Luciano, sei in onda. Aldo? Luciano, sei in onda. Siamo in collegamento diretto dal Palazzo Frigiacco di Tolmezzo, dove è aperta e sta ormai per chiudersi la mostra delle fotografie bandita da Radio Stereo Carnia con l'intervento di tutti i radioascoltatori. Luciano, È scusa? aperta l'8 dicembre del 1982, mercoledì, la festa dell'Immacolata, sta chiudendo oggi il 2 gennaio 1983. Una mostra che ha registrato un'eccezionale partecipazione di espositori che hanno inviato circa 3.000 tra fotografie e cartoline. Luciano, scusa? Anche le cartoline sono state richieste perché potessero intervenire in questa iniziativa anche i bambini, non avendo essi la disponibilità economica né la conoscenza tecnica per poter presentare fotografie fatte da se stessi, abbiamo consentito che presentassero anche delle cartoline, meglio se vecchie, sui paesi della nostra Carnia. Sono circa, diciamo, il numero preciso lo daremo più tardi, sono circa 200 persone presenti qui a Palazzo Frigiacco. Dopo sto cercando di capire quanta gente ha visitato questa mostra in questo periodo di tempo. Sicuramente abbiamo superato le 1500 persone. Ecco, mi dice chi ha potuto osservare l'elenco delle firme apposte sui registri che erano all'ingresso o all'uscita, dipende dal punto di vista, del Palazzo Frigiacco, e ci dice da chi conosceva questi registri che possiamo tranquillamente raddoppiare il numero dei visitatori. Diciamo pure allora che sono stati 3.000 in questi 24 giorni di apertura della mostra, nonostante il martedì che era chiusa e le giornate nelle quali le festività consentivano, suggerivano almeno di tenere aperta la mostra soltanto nel pomeriggio. Un grosso risultato, un grosso successo dei radioascoltatori che ci hanno inviato, come dicevo prima, oltre 3.000 cartoline e fotografie. Fotografie che spaziano come tempo e come argomento tra i più svariati. Abbiamo fotografie dell'altro secolo che sono state presentate e fotografie recentissime. Da quanto abbiamo potuto sentire dai nostri visitatori, alcuni si attendevano di vedere soltanto fotografie antiche sulla Carnia di un tempo. Peraltro l'intenzione dei Radio Stereo Carnia era quella di presentare la Carnia sia così come era, sia così come era un tempo. Quindi chiediamo scusa ai nostri visitatori se non abbiamo potuto predisporre una mostra specializzata come forse loro si aspettavano. Però non abbiamo mai lasciato nessuna delle fotografie inviate nascosta da qualche parte, le abbiamo tutte esposte. Le cartoline in album, le fotografie sulle pareti del palazzo, delle sale del Palazzo Frigiacco. Detto questo, dobbiamo subito ringraziare il Comune di Tolmezzo e la Comunità Montana per la collaborazione che ci ha offerto e per il patrocinio che ci ha concesso. Infatti siamo qui nel Palazzo Frigiacco, un posto, un ambiente dove veramente si era soliti, anche se soltanto per una volta, si era soliti a vedere cose molto più serie, secondo la valutazione ufficiale. Infatti qui si è solo visto la mostra del Grassi, un'eccezionale mostra artistica, sicuramente diversa da quelle delle fotografie che noi abbiamo presentato. Peraltro noi rivendichiamo il valore culturale della nostra mostra perché è la esposizione genuina del valore, della cultura, della storia della nostra gente. Abbiamo cercato di individuare tra le fotografie quelle migliori. Abbiamo avuto grosse difficoltà per farlo. Peraltro possiamo ad esempio parlare dell'ultimo orso ucciso in Carnia, una fotografia che risale al 1905, forse dove il cacciatore con i baffi a manubrio neri probabilmente non esiste più, però è un ricordo di un fatto di trasformazione della nostra società dalla società selvaggia, almeno per quanto la natura consente, ad una società più industriale. Non si sa mai quale delle due società sia la migliore. Abbiamo una rarità nel vero senso della parola, che è rappresentata da una fotografia delle portatrici carniche, proprio dell'epoca nella quale queste portatrici svolgevano il loro compito eroico a sostegno dei nostri soldati impegnati sul piccolo, sul pal grande, sul pal per difendere i confini della nostra patria. In questa fotografia c'è una portatrice anziana e tante altre portatrici giovani, il che dimostra che le nostre donne di Carnia, come d'altronde nessuno tende a mettere in dubbio, sono
si sono sempre dimostrate eroiche in ogni occasione, sia quando dovevano salutare i propri mariti che partivano per l'emigrazione e quindi si assumevano l'impegno dell'educazione e del mantenimento dei figli, così come quando hanno dovuto portare rifornimenti di armi, di munizioni o di vivande ai nostri alpini impegnati a difendere la Carnia connessa all'Italia. Come dico, sono diverse le fotografie che sono state presentate di diverso valore, fatti di cronaca, anche recente, che peraltro già stanno un po' svanendo nella memoria e nei ricordi della nostra gente, perché sembra che la società sia fatta di cose che si rincorrono troppo veloci per poterne apprezzare il gusto. Chi oggi ha visto, ad esempio, delle fotografie di alcuni anni fa, probabilmente ha richiamato alla memoria alcuni avvenimenti che erano già scomparsi nel ricordo stesso. Anche sotto questo profilo ritengo che questa mostra abbia valore e significato, perché dà il giusto merito a tutti gli avvenimenti, o almeno la gran parte degli avvenimenti che si sono verificati nella nostra Carnia anche in questo secolo. Esistono anche delle fotografie del secolo passato, ritoccate da qualche matita sapiente, che si nota questo ritocco, come fotografie anche fatte da non professionisti, quindi da dilettanti, probabilmente mosse nel momento dello scatto e quindi con delle strisce anziché contorni precisi. Ma anche queste fotografie rappresentano sempre attimi della vita di Carnia che noi avevamo cercato di presentare e che ci eravamo ripromessi di rappresentare per i nostri radioascoltatori e per tutti i visitatori che sarebbero venuti qui. 3.000 persone non sono poche, sono anzi molte, perché rappresenta quasi l'1%, ed è moltissimo, della popolazione intera della Carnia. Probabilmente se questa mostra fosse durata più di quanto lo è stato, probabilmente avremmo potuto registrare quantomeno un quarto della nostra popolazione qui ad osservare i fatti particolari di cultura e di storia della nostra gente. Cosa dobbiamo dire? Questa mostra è stata collegata ad una trasmissione sulla Carnia, nella quale abbiamo la presunzione di avere presentato in ciascuna puntata almeno 2 minuti di cose nuove sulla Carnia, cose sconosciute ai più, diremmo quasi a tutti, che noi abbiamo cercato di raccogliere con le nostre interviste nell'arco di un anno in tutti i comuni, e siamo riusciti ad interessare i nostri radioascoltatori che proprio anche recentemente ci hanno dimostrato il loro apprezzamento congratulandosi con questa radio che con grande fatica e grande sacrificio, anche se lo fa con uno spirito di assoluta libertà, cerca di raccontare le storie di Carnia vedendole da un punto di vista obiettivo, senza condizionamenti né politici né economici né di parte. Questa è una cosa che dobbiamo dire ad alta voce perché è la verità. E dobbiamo anche affermare che questa radio resta e cerca di diventare migliore proprio perché incontra continuamente nei suoi radioascoltatori la collaborazione più piena, come anche questa mostra fotografica sta a dimostrare. Noi non sappiamo ancora chi tra la gente qui presente rappresenta i comuni, sappiamo soltanto di aver invitato tutti i sindaci della Carnia, e nel corso di questa trasmissione in diretta potremo sicuramente osservare chi tra questi comuni è presente, chi invece non ha o sentito o ricevuto il nostro invito, oppure aveva tanti e tanti impegni che gli hanno impedito di essere presente. Prima di tutto possiamo partire con la premiazione che è stata prevista per tutti i rappresentanti, coloro che hanno inviato qui delle fotografie. Non sappiamo se è presente tanto il Presidente del Comitato Montana della Carnia, che preghiamo di farci avanti, oppure se, ecco, mi pare che l'assessore alla cultura della comunità montana abbia il compito anche di rappresentare il Presidente, professor Silvio Moro. Porto il saluto della comunità montana, dottor Silvio Moro, e vi formulo a tutti anche gli auguri di un felice 1983. Ringrazio Radio Stereo Carnia di questa ottima iniziativa che noi abbiamo voluto patrocinare così immediatamente perché eravamo sicuri della bontà, della sua bontà. L'aver raccolto qui tutte queste fotografie, aver permesso alla gente carnica di fissare un attimo il passato, di riflettere su quello che è stato il nostro passato e che inesorabilmente si va perdendo, è un momento culturale di grande valore. Dirò qui che questi due potenti mezzi
la radio, un potente mezzo di diffusione, e la fotografia, un mezzo espressivo più significativo, si sono qui oggi, diciamo, incontrati e hanno fatto un avvenimento estremamente culturale. Sono certo che molti, rivivendo questi attimi, rifletteranno. Vorrei che non rimanesse questo momento soltanto come una contemplazione estetica, ma si riflettesse sui valori che queste fotografie emanano, valori che rappresentano il nostro passato e ai quali dobbiamo guardare per avere certezza del presente e per avere idea su quello che dobbiamo fare nel futuro. Grazie nuovamente a Radio Stereo Carnia. Grazie anche all'assessore alla comunità montana Domenico Molfetta, e invitiamo anche l'assessore alla cultura del comune di Tolmezzo, che ci ha fornito questi ambienti così suggestivi e rimessi a nuovo e anche molto, diciamo, molto importanti, il signor professor Cuzzi, perché ci dica qualcosa ai nostri microfoni, a vedere un po' quello che ha capito dopo aver fatto questo grosso atto di bontà nei nostri riguardi, di mettere a disposizione cosa ha capito da questa mostra. Innanzitutto vorrei dire che ci pare importante che questo palazzo di proprietà del Comune di Tolmezzo è destinato ad essere centro di cultura, abbia visto, dopo una manifestazione altamente qualificata come la mostra delle opere del Grassi, una mostra di fotografie che, anche se evidentemente si tratta di una cosa completamente diversa dal discorso del Grassi, è qualcosa che è riuscito veramente a coinvolgere, a mobilitare tanta gente, a far sì che molta gente così si rimettesse a cercare nei cassetti e negli armadi, nelle soffitte di casa, alla ricerca di fotografie che ricordava così rappresentanti, personaggi e luoghi ormai magari scomparsi. Ecco, quindi mi pare che questa manifestazione abbia il significato non solo di una grossa partecipazione della gente che magari di arte, quella con la A maiuscola, non si intende troppo, ma abbia anche il significato così di una ricerca delle proprie origini, delle proprie radici, che mi pare sia il primo segno di una voglia di crescere, il primo segno di qualche cosa che ormai è veramente cambiato, e cambiato pensiamo in meglio. Ringraziamo anche il professor Cuzzi per quelle sue parole. In sostanza ci confermano le nostre intenzioni, la nostra intenzione di offrire appunto alcuni fatti importanti della nostra vita. Diciamo subito, prima di tutto, così sono anche delle questioni organizzative, se qualcuno tra i presenti, e non è che si senta solo qui, si sente anche nelle altre sale, tutto quello che diciamo, se qualcuno tra i nostri presenti non avesse ancora il numero, il bigliettino numerato di diversi colori, non l'avete ancora in tasca, lo può ritirare. Ci sono 2 o 3 ragazze che girano tra di voi, alle quali si può chiedere appunto questo bigliettino, che serve per un'estrazione di premi finale, che è un'estrazione di premi offerti dallo sponsor di questa manifestazione, che è gli Arredamenti Rustici Ferdinando Maiaron di Rivo di Paluzza. Partiamo subito con la consegna, ringraziando ovviamente tutti i presenti e quelli che anche non hanno potuto venire ma hanno telefonato o scritto. Partiamo subito con la consegna dei ricordini che la Radio Stereo Carnia ha predisposto per tutti coloro che hanno inviato delle fotografie qui a questa mostra. Allora partiamo da Brollo Graziella, e io prego tra Domenico Molfetta e il professor Cuzzi, sono venuti qua a darci una mano per la consegna di questi regali, anche per evitare a noi questo peso ulteriore, oltre dopo tutti i problemi organizzativi che abbiamo dovuto affrontare e tentare di risolvere. Ecco, allora alla Brollo Graziella, cerchiamo di andare avanti rapidamente. Giovanni Unfer, se non c'è passiamo immediatamente ad altri, non sono problemi. Ecco, arriva qui Giovanni Unfer. C'è Giovanni Unfer? Non c'è? C'è. Allora, ecco, arriva Giovanni Unfer. Ecco, benissimo, allora il papà, vogliamo vedere il papà noi. È per Bacco. Ecco, è un signore anziano, ha quanti anni ha, mi dica? 80.
80 anni. Benissimo, noi la ringraziamo perché ci ha fatto rivivere la sua gioventù attraverso le sue fotografie. Grazie, Grazie, vivamente. Avremo una umanità quanto più varia a ricevere questi nostri regalini, questi ricordi più che altro. Mino di Roma. Mino di Roma. Non c'è. Benissimo, allora Natalina De Crignis. Natalina De Crignis c'è. Ecco, allora la signora Natalina De Crignis. Vero De Crignis. C'è Vero De Crignis? Vero, non c'è. Alessandro De Crignis. Aleandro De Crignis. C'è Aleandro De Crignis? Noi li menzioniamo comunque, che se non sono presenti loro devono sapere che a loro aspetta una brocca predisposta dall'Aereo Stereo Carlo. La comunità di Priola, chi la rappresenta? Solo i... Va bene, allora la comunità di Priola. C'è un rappresentante, benissimo, ecco, rappresentante della comunità di Priola. Giovanna Creigero. Non c'è la Giovanna Creigero, perché qui mi hanno detto, non è che io conosca tutto quello che succede per Carnia, comunque è già stato abbastanza precisato che sono i presenti per il battaglione Valtagliamento. Un rappresentante del battaglione Valtagliamento non c'è. Angela Barbacetto, ecco una signora, è la nuora di Angela Barbacetto. Noi crediamo, non le chiediamo il documento di identità perché tra di noi queste cose qui non occorrono. Complimenti signora, faccia i complimenti anche alla Angela Barbacetto. Bigliani Dino Bigliani. Dino Bigliani non c'è, non mi pare che non ci sia movimento in giro. Benissimo, passiamo avanti. Gisella Barbacetto. C'è Gisella Barbacetto? Ecco, la Gisella Barbacetto c'è o no? Non c'è, avevo sentito un richiamo. Allora avanti ancora. Patrizia Bituzzi. Alzate la mano e venite avanti così evitiamo di andare a cercare troppo in giro. Ecco, io sono abbastanza alto per cui riesco a vedere una mano alzata anche da un bambino. Allora, Patrizia Bituzzi niente. Angela Di Timau. Ecco c'è la signora Angela Di Timau con un bellissimo pelo attorno al collo. Complimenti signora Angela. Anna Maria Di Ovaro. Noi purtroppo non è che conosciamo i cognomi di tutti, ecco. Anna Maria Di Ovaro. Se una si riconosce, un'Anna Maria Di Ovaro c'è. Speriamo sia quella che ha inviato. Sì. Arriva piano piano. Forse arriva di qua, siamo in tanti, quindi non sappiamo molto bene da che parte dobbiamo entrare. Sì, arriva. Arriva, Anna Maria Di Ovaro, ecco. Una signora anche molto giovane per Bacco. Signora, complimenti. Buonasera. Allora adesso abbiamo Marco Marra. Marco Marra, quelli lo conosciamo, no? Ma non l'ho visto io prima. Si vede che non c'è. Pazienza, avanti ancora. Vittorio Lazzara. Noi non sapevamo neppure indicare il nome perché ci sono arrivate le fotografie con una firmetta dietro e da questo abbiamo rilevato tutti questi nomi. Può darsi che sia anche gente di Udine, non lo sappiamo. Allora, Viviana Laresti o Larenzi? Viviana Larenzi, c'è? Non vediamo mani alzate, niente da fare. Eliseo Grassi. A proposito di Eliseo Grassi, ecco, ricordando il nome del pittore Grassi, qui noi abbiamo una fotografia della casa del Grassi prima del terremoto, dove è nato il pittore Grassi, una rarità che noi possiamo presentare. Comunque il suo omonimo non c'è, pazienza. Giosuè Gortana c'è, ecco, ma è appunto perché lei non si chiama Giosuè, vero? Complimenti signora. Martina o Germana Florit, oppure tutte e due, ma ne diamo uno solo di regalo, ecco. Martina o Germana Florit, niente, non c'è, pazienza. Stante de Monte.
Sante de Monte non arriva. Avanti col Giobatta de Rivo. Giobatta de Rivo. Niente. Solo idea del Negro. Molte volte, vedete, noi il nome lo abbiamo anche rilevato dal retro della fotografia, per cui può riferirsi, anziché a chi ha inviato la fotografia, addirittura alla persona rappresentata nella fotografia. Noi chiamiamo, se poi ci sono bene, se non ci sono, pazienza. Allora, solo idea del Negro c'è? Non c'è. Fratelli Pascolo, uno dei due fratelli Pascolo. Io sono sicuro che questi due fratelli ti ascoltano ma non sono presenti. Ecco, Gioacchino Puntel. Già ho dovuto andare via, mi dispiace ma purtroppo. Rita Pettino. Anna Maria Pettino. Maria Santina Puntel. Non c'è. Ada Puntel non c'è? Mi sentite, perché altrimenti è inutile che io lo chiami. Ecco, mi sentite bene. Anna Pezzetta. Ecco qui, Anna Pezzetta, la signora Anna Pezzetta, che è pronta a ricevere il suo ricordo. Luigi Paronitti. Che sono l'armonica, arriverà dopo allora, ecco. Vabbè. No. Sonia Mar. Arriva, benissimo. Lorenzo Maieron. C'è? Non c'è. Non abbiate paura di alzare la mano, nessuno vi mette dentro per fare il saluto romano, ecco. Soltanto per capirci. Allora, Roberta Mentil o Alice Maieron. Roberta Mentil o Alice Maieron. Niente. Ci sono, ecco. Solo che ha paura di alzare la mano, di essere messo dentro per, non so come dicono adesso, con il fascismo, so io, roba del genere. Apologia, ecco. Daniela Maieron. Sì, non c'è. Corrado Muser. C'è Corrado Muser. C'è. E questa mano dov'è? Oh, ecco la mano alzata alla signora, benissimo, brava. Caterina Silverio. Ecco, la signora non ha paura di alzare la mano. E sposi, chissà. Ecco, allora sono due che si sono sposati sul Monte Mariana, dei quali c'è la fotografia. Sono qui e noi diamo il regalino a loro, ecco. Sono ancora in viaggio di notte, fortunati loro. Albina Stefanutti. Non c'è. Bruno Thomas. Ecco la mamma di Bruno Thomas, benissimo, la consegna allora. Rina Thomas. Adriano Toffolo. Rina Thomas, è lei? Ecco, Rina Thomas. Adriano Toffolo c'è? L'autore di quella fotografia che tutti avevamo osservato appena entrando nel Palazzo Prisacco. Silvana Tassotti non c'è. Pierluigi Vezzi. Ecco qui. Oh, questo si vede subito che è un signore. Vedete davanti ai baffoni, anziché a manubrio per l'insule all'ingiù, ma è sempre un paio di baffi carnici. Benissimo. Fortunato Vezzi non c'è. Delia Zamolo. Eccola! La signora non ha la mano da alzare, ma la voce da farsi sentire per Bacco. Benissimo signora, venga. Delia Zamolo. Venturini possono essere tanti Venturini, solo così. Chi ha mandato le foto che si chiama Venturini si faccia avanti. No. Roberto Verzin.
Roberto Verdin. Non c'è. Ustin. Ai ai, Ustin. Esel Ustin. Ecco, benissimo, allora la signora per la consegna a Austin. Benissimo, già messo a posto. Claudio Scala. Claudio Scala. E lei per il signor Claudio Scala, benissimo. Ivan Segalla. O Segala. Ivan Segalla. C'è? Non c'è. Christian Segalla. Thomas Puntel. Claudia Plottner. Noi. Maria Nattivera. Enzo Nodale. Oh, ecco, brava signora, venga avanti. C'ha il mamma del figlio, la figlia, benissimo. Luigia Mentil. Ecco, oh, ma quanti porta via lei signora? Tutti, per Bacco. Luigi Moruzzi. Luigi Morucci, no, l'auto non la diamo, non era in programma. Maria Alessanutti, Adriano Paleschini,